Ben ritrovati per questa nostra nuova puntata di 7 in punto. Questa mattina siamo in compagnia del senatore Antonio De Poli, senatore questore e anche presidente nazionale dell'UDC. Buongiorno, bentornato. Buongiorno a tutti, buona mattinata. Allora, da un po' che non ci viene a trovare, nel frattempo è successo un po' di tutto, ci sono state le elezioni europee, c'è stato anche il rinnovo della Commissione, è un momento di fermento anche dal punto di vista delle nomine, con la speranza di un ruolo per il nostro paese, e diciamo che anche a livello nazionale si sono mosse alcune riforme che sembravano ferme. Anche a livello territoriale diciamo che c'è stato un terremoto non da poco con l'inchiesta che riguarda in questo momento Venezia, quindi il quadro generale è un quadro complesso, è da un po' che non ci vediamo. Come valuta questa situazione un po' in generale? Ma io credo che le elezioni amministrative ed europee, perché quest'anno ci sono state le amministrative che hanno più del 50% dei comuni in Italia, più del 50% dei comuni anche nel Veneto, quindi la grande tornata, fra virgolette, delle amministrative, quindi ha dato un assetto al territorio, ha confermato o cambiato un assetto del territorio, anche qui nel nostro Veneto e anche nel Padovano. Credo che questo sia stato il primo aspetto per chi crede che la politica cominci dal basso, e credo che questa sia una considerazione. Dall'altra parte le elezioni europee, che chiaramente ancora una volta deve guardare un'Europa che deve cambiare, o sta cambiando o deve cambiare, perché oggi le richieste non sono più quelle dell'Europa che è stata costruita dai nostri padri, cioè l'Europa dei mercati. Oggi deve diventare l'Europa dei popoli, un'Europa che guarda a una globalizzazione, una serie di richieste che sono completamente cambiate, e purtroppo anche un'Europa che ha il problema dell'Ucraina con la Russia, quindi con la guerra proprio all'interno dell'Europa stessa. E credo che questa sia una considerazione che non si pensava di vederla mai più, e quindi ancora oggi purtroppo la stiamo vedendo. Quindi io credo che su questo la nuova Commissione europea, il nuovo Parlamento europeo, il nuovo Consiglio europeo deve tener conto di quello che è un quadro che oggi è cambiato, di una richiesta da parte degli Stati e quindi dei cittadini che è completamente diversa, e quindi anche con la conferma dell'attuale Presidente e con la maggioranza anche del Partito Popolare Europeo, che ha avuto un buon consenso a livello europeo, deve tener conto però di una considerazione, di una richiesta che viene poi da tutti, non è che viene da una parte politica meglio che da un'altra, viene da tutti, che è quella di vedere un'Europa che deve stare attenta e capire i grandi cambiamenti che oggi ci sono, dal problema delle guerre, al problema dell'immigrazione, ai problemi dell'ambiente, ai problemi di una richiesta sempre maggiore rispetto a soluzioni di un mercato internazionale che vede l'Europa oggi per molti aspetti anche in difficoltà, e l'altro grande tema che secondo me è di un'Europa vecchia, tra virgolette, non solo da un punto di vista delle infrastrutture e della politica, ma anche come età, mentre altri paesi hanno il contesto demografico molto più importante come da noi, in modo particolare in Italia, e anche nel Veneto e a casa nostra la stessa cosa. Ecco, quindi credo che su questo sarà un momento molto interessante, un termine interessante per quanto riguarda la politica nazionale, territoriale, comunale, regionale, con le elezioni dell'anno prossimo, tra l'altro della Regione Veneto, quindi altro aspetto fondamentale per quello che ci riguarda, nazionale, ma adesso è il punto chiaramente anche con l'Europa e chiaramente i meccanismi dell'Europa che stanno mettendosi in moto. Abbiamo appena visto il Parlamento europeo che ha fatto il suo Presidente, i vicepresidenti nelle vari contesti, sono entrati l'ECR, quindi... Voi siete praticamente un partito che è in maggioranza in Unione Europea, perché lei fa parte del PPE ovviamente, però c'è questa contraddizione, no? Anche interna al nostro Paese e anche interna a questa alleanza, una doppia contraddizione, diciamo. Il ruolo del nostro Paese, sappiamo che la Presidente Meloni alla fine ha deciso di non votare la rielezione della von der Leyen, e la contraddizione della von der Leyen che ha dovuto far largo ai Verdi e che ha annunciato una politica veramente di lacrime e sangue per quanto riguarda il nostro Paese sul fronte green. Ma io credo che oggi l'Italia, uno dei paesi fondatori dell'Europa, uno dei paesi più importanti, assieme con chiaramente Germania, Francia, possiamo aggiungere
la Spagna, ma vorrei dire quei primi due sicuramente, che hanno fondato l'Europa. Non può essere tenuta fuori, se no non ci sarebbe l'Europa. Senza l'Italia non ci sarebbe l'Europa. Quindi l'Italia deve avere, e avrà, questo almeno io sono sicuro, avrà, al netto dopo dei contesti politici, si è astenuta chiaramente nel voto di Presidente, poi al Parlamento non è stata votata, però voglio dire avrà il suo peso all'interno chiaramente della Commissione europea, con un peso importante proprio per ribadire il peso dell'Italia a prescindere, e credo che questo sia l'aspetto importante. E una parte che è in maggioranza e una parte che è, diciamo, non vorrei dire l'opposizione, forse sono più i patriotti che più le CR della Meloni, quindi dei conservatori, e quindi credo che su questo ci possa essere un gioco delle parti, almeno quello che io spero e credo, che possa invece avere un aiuto, un peso in più per portare a casa quelle importanti considerazioni che noi dobbiamo avere, dal PNRR 2016 al problema dei green sull'automotive, sul problema delle case, eccetera, eccetera. Quindi su questo io credo che ci sarà, all'immigrazione, con tutto quello che succede nel Mediterraneo. Infatti, un po' era questo il tema, la puntata si chiama Per una politica al centro, no? Anche nell'Unione Europea apre uno spiraglio per con me quello che è successo, è appunto un po' è quello che sta succedendo anche nella stessa Europa, in cui abbiamo visto avanzare anche la destra in particolare, e alcune aree di destra anche piuttosto spinte, e la necessità invece di tenere insieme gli stati nazionali e quelli che sono i fondamentali dei paesi, l'economia, l'immigrazione, la questione ambientale. Con questa gestione politica non sarà una cosa facile, o secondo lei l'Europa ha diciamo degli anticorpi per portare avanti un cambio di passo? Perché è vero anche che queste elezioni in qualche maniera lo stanno richiedendo attraverso il voto delle persone, c'è un sentimento, una volontà di cambiamento, insomma, che deve trovare un po' di riscontro. Ma sicuramente è così. Io credo che oggi l'Europa, le sue istituzioni europee devono pensare a un cambiamento dell'Europa così come è nata, lo dicevo prima, ma un cambiamento anche strutturale. È ancora giusto che ci sia il veto di uno Stato per raggiungere degli obiettivi e quindi si blocca tutto un insieme di procedimenti per l'Europa stessa, per ognuno di noi? Lo pongo come domanda e la lascio lì. Io credo che oggi si richiede una politica diversa anche dell'Europa, con meccanismi diversi, quindi io credo che questa legislatura abbia di fronte dei cambiamenti importanti, sia nella società, chiaramente negli Stati, ma anche come conduzione proprio strutturale dell'Europa stessa. E io credo che questo oggi sia fondamentale, il primo aspetto. Poi capiamo che oggi in Europa ci sono stati dei cambiamenti, abbiamo dei gruppi all'opposizione importanti, tipo il terzo gruppo è quello dei patrioti, che nasce poi dalla scomposizione di altre considerazioni di opposizione, tra cui parti ECR, Orban che viene prima dal PPE, poi cambia, va dall'ECR, poi viene adesso dentro i conservatori, dentro i patrioti, quindi devo dire è cambiato molto, e proprio perché c'è un cambio rispetto a questo si deve trovare un'Europa diversa. E poi facevo questa riflessione: se voi pensate che si è votato in Inghilterra, hanno vinto i laburisti, era grande. Hanno vinto i laburisti perché? Perché il sistema elettorale inglese prevede collegi uninominali a elezioni dirette. Se questo fosse successo in Francia, e non col doppio turno, avrebbe vinto la Le Pen. Quindi vuol dire, i sistemi elettorali portano anche a un contesto di governo dei paesi importanti come Francia da una parte, Germania dall'altra, e Italia dall'altra. Su questo tema, esatto, nei sistemi elettorali non si trova un modello perfetto. Ecco perché forse dovremmo cominciare anche a ragionare per un'Europa che non è più un'Europa così come siamo stati abituati a vedere noi, ma se pensiamo a un futuro al 2000X o al 3000 dobbiamo vedere un'Europa che sia un'Europa molto più unita, molto più forte. Antonio De Poli è un senatore italiano, quindi lavora al Parlamento della Repubblica Italiana. L'abbiamo portato un po' fuori tema, ma necessariamente, perché il mondo ci sta cambiando sotto gli occhi. Vediamo adesso cosa sta succedendo anche negli Stati Uniti, il grande dibattito intorno al modello che porteranno Trump o la nuova candidata del partito
partito democratico dopo che Biden si è ritirato, Kamala Harris, dall'altra parte c'è la Cina, non è ancora certo, cioè, devono trovare un po' di sintonia dentro i democratici, sono un po' divisi. Diciamo che effettivamente l'Italia deve giocare bene le sue carte in questo momento sullo scenario internazionale per giocare un ruolo, e l'Europa stessa lo deve fare, perché noi rischiamo di essere il vaso di coccio, insomma, in questo momento. Non c'è dubbio, e credo che questo sia le considerazioni che facevamo fino a qualche secondo fa. L'America sta giocando una partita che da ieri praticamente è cambiata un'altra volta. Da una parte Trump con tutti i repubblicani, tra l'altro in questo momento uniti come non lo erano nelle scorse legislature, in altri momenti. Il momento del cambio di Biden, che oggi i democratici devono decidere per i primi di agosto, dove c'è la loro convention, con il loro meccanismo elettorale, con le primarie eccetera, non viene più dalle primarie il candidato, ma arriva direttamente in convention, come è successo anni e anni fa, dove ci potrebbe essere, se non condividono un unico candidato, lo scontro potrebbe venire fuori qualsiasi cosa. Quindi è un momento di grandi cambiamenti rispetto ai climi internazionali, non solo italiani e europei, ma anche internazionali. Come siamo messi noi? Come siamo posizionati noi? Nel momento di grande cambiamento potremmo posizionarsi bene, se siamo bravi, perché quello che sta succedendo a livello europeo, che lo stiamo vedendo a livello internazionale americano, ma anche a livello rispetto a quello che sta succedendo dalle altre parti del mondo, vorrei dire, potremmo essere, perché noi siamo un punto di snodo importante, siamo nel Mediterraneo, dove passa uno snodo fondamentale economico, sociale, finanziario, e anche tutti i grandi dati, i grandi flussi di dati passano sotto il Mediterraneo. Ed è una cosa strana, i mari non abbiamo mai guardato sotto, e credo che questo sia un aspetto importante. Diciamo che lo sguardo per forza di cose ci porta a livello internazionale poi a calarci anche nella nostra realtà, nel nostro territorio. Un po' mi ha sfuggito la domanda, il senatore, poi io gliela rifaccio, perché il tema della giustizia in America come in Italia, perché abbiamo visto anche Trump stesso che è stato al centro di vicende giudiziarie che adesso si stanno un po' dipanando. Da noi la questione Toti per esempio, oppure questa inchiesta veneziana che riguarda il Comune di Venezia. Questo come sta influendo nella situazione politica? Come l'ha vista lei queste due inchieste, in particolare quella che riguarda il nostro territorio? Ma io credo che il problema di Venezia è in mano alla magistratura, piena fiducia nella magistratura, speriamo che facciano tutto il più presto possibile per capire quali sono le conseguenze. È chiaro che Venezia, che è la capitale non solo del Veneto ma del mondo dal punto di vista culturale eccetera, è un simbolo, quindi per l'Italia, ma per il mondo stesso è bene che si faccia chiarezza il più presto possibile. Io credo che questo sia l'aspetto, con la piena fiducia della magistratura, che questo avvenga. E questo è in costanza di amministrazione, cioè l'amministrazione in Liguria, così come a Venezia, dovrebbe continuare nonostante l'inchiesta a procedere. Questi sono aspetti molto personali rispetto fin tanto che uno viene condannato e quindi ha tutte le considerazioni del caso, finché non viene condannato, che non sono aspetti di natura personale. Se uno pensa che non sia il caso si dimette, se no uno va avanti. Vediamo quello che succede nei prossime settimane su queste cose. Diciamo che è importante che le situazioni vengano chiuse e chiarite soprattutto nel più breve tempo possibile, per la correttezza di chi è indagato e per tutti i cittadini che purtroppo. Tra l'altro il nome di Brugnaro circolava anche come possibile candidato alle prossime regionali. Ma sai, i nomi delle regionali oggi ne circolano di tutti i tipi, voglio dire, nel senso buono del termine. Brugnaro sicuramente da sindaco di Venezia uscente poteva essere un grande candidato, come lo è per Zaia, che lo danno candidato al sindaco di Venezia. Quello che succederà lo staremo a vedere, però ecco, è importante per questi motivi proprio che ad esempio ci sia la chiarezza giusta e corretta per far sì che ci siano le giuste considerazioni. E come ci si deve preparare quindi a queste regionali?
regionali, cioè il centrodestra sta vivendo un dibattito molto intenso qui, particolarmente a livello nazionale penso, perché comunque ci sono sempre delle differenze tra il centro, Fratelli d'Italia e soprattutto la Lega, e a livello territoriale esponenzialmente, tant'è che a un certo momento la Lega ha detto corriamo da soli per le prossime regionali. Come si come si trova la quadra? Secondo lei quale sarà la vostra posizione e quale sarà il vostro ruolo in questa partita? Io credo che l'anno prossimo, a parte che si vota in 2 regioni anche a settembre-ottobre in Umbria, e a novembre, le hanno già a metà novembre in Emilia Romagna, voglio dire. Sì. Quindi, poi capiamo che l'anno prossimo invece si vota per le altre regioni: Puglia, Campania, Marche, Liguria e Veneto e Toscana, 6 regioni. Quindi credo che la compensazione, la quadratura del cerchio si trovi affinché in tutte le regioni il centrodestra si presenterà unito e chiaramente speriamo vincente in più regioni possibili. Quindi un accordo globale, insomma, che tenga insieme tutte queste... Ne sono convinto che non è possibile fare considerazioni diverse per una regione talmente importante, se non tra le più importanti d'Italia, come il Veneto. Insomma, non è possibile una cosa. Regione che comunque sta vivendo una fase delicata, perché sembra di vedere un rallentamento dell'economia anche a livello territoriale, e sul piatto ci sono sfide che non possiamo perdere, come questa anche del PNRR. Penso alla battaglia che ha fatto anche lei in prima persona sugli incentivi 5.0, o comunque dare una spinta all'economia che indubbiamente, essendo noi una regione che esporta in tutto il mondo, sta risentendo molto anche della situazione internazionale. Ma sicuramente sì, dobbiamo anche avere però il coraggio di riprendere in mano le cose, e mi spiego. Chi ha costruito il Veneto nel dopoguerra sono stati i nostri genitori, i nostri nonni, e loro hanno rischiato, perché hanno rischiato sotto il garage, meglio che col carrettino in strada, meglio che andando in giro senza sapere per caso nulla, parlando il dialetto veneto, facendosi capire a motti. Però hanno rischiato e hanno creato la locomotiva d'Europa, la locomotiva d'Italia, un modello dove ci hanno copiato o hanno tentato di copiare in tutto il mondo. Io credo che questa locomotiva, per tanti motivi, dalla politica, al mondo associativo economico, alla società stessa, a questa locomotiva oggi manca un po' di carbone per farla correre, perché forse non stiamo più rischiando, stiamo vivendo un po' su quello che ci hanno dato. Oggi bisogna riguardare un'altra volta, perché se tu ti fermi e non guardi il futuro, non guardi in avanti, io credo che non si vada da nessuna parte. E il stare negli allori significa non fare una programmazione, tutta una serie di interventi strategici che la politica, assieme con chiaramente una rete, ecco, una delle altre cose che noi siamo bravissimi, almeno in Veneto, è essere il proprio io e non riuscire a far squadra, non mettere in rete le varie parti. Noi dobbiamo avere la capacità di mettere in rete e assieme costruire il Veneto del futuro. È il Veneto del passato, il Veneto che abbiamo, che ci hanno dato i nostri genitori, oggi deve essere rivisto rispetto a una globalizzazione e un mondo che è cambiato. E su questo dobbiamo avere la forza, la capacità, il rischio, ma senza dimenticare il cuore e l'anima, da poter vedere una progettazione che chiaramente dalla storia guarda al futuro. La storia ci insegna e dobbiamo chiaramente comprenderla, prepararla e portarla avanti. Non è che dobbiamo abbandonarla, ma dobbiamo rinnovarla, non dobbiamo metterci là sugli allori e galleggiare. Attraverso anche una definizione di strategie su cosa portare nel nostro territorio, perché di imprese ne abbiamo tantissime ancora fortunatamente a livello territoriale, però abbiamo perso grandi occasioni sul fronte dell'innovazione. Certo. Questo è un po' un dato di fatto. Certo, noi abbiamo delle grandi aziende, delle grandi università dove buttiamo fuori, nel senso buono del termine, gente laureata bravissima che va poi in tutto il mondo e non rimane qui. Dall'altra parte abbiamo aziende che fanno tutte le parti, ad esempio per la NASA, quindi contesti altamente professionali di primo livello, però poi perdiamo le grandi occasioni tipo Silicon Box, l'Intel, dove portano miliardi di euro di investimenti, migliaia di posti di lavoro. E questo perché?
Perché non sappiamo metterci in squadra, non sappiamo dare le giuste garanzie, non sappiamo dire cosa succede nel Veneto da qua al futuro. Ecco, io credo che queste siano le domande da farci, da metterci insieme con le grandi teste, con l'università, con le associazioni, con i cittadini e capire il nuovo modello del Veneto, che dalla locomotiva d'Europa, così come ce l'hanno lasciata i nostri genitori, dobbiamo trasportarla a farla diventare il grande intercity a mega velocità del futuro. Cioè dobbiamo cambiare i paradigmi, prendendo quello che abbiamo, che è straordinario. Siamo uno degli elementi più eccelsi, siamo una che con le nostre mani costruiamo il mondo, perché da qui passano, però dobbiamo adesso far sì che questo avvenga anche facendo anche noi le nostre critiche. Una delle peggiori o maggiori critiche che possiamo farci è che quando dobbiamo metterci insieme, ecco, ad esempio Modena, cito Modena, l'Emilia Romagna che si sta superando come PIL, come contesto nazionale, eccetera, ha messo attorno lì il più grande contesto dei motori, delle macchine che vengono in tutto il mondo, dalle Ferrari, cioè, qualsiasi cosa. Hanno fatto una squadra importante. Dobbiamo imparare anche dagli altri a far squadra, perché le nostre capacità sono sicuramente le migliori che ci sono a livello italiano, ma anche a livello internazionale. Ne sono convinto di questo. Anche a livello infrastrutturale diciamo che c'è molta carne al fuoco, perché se pensiamo solo ai cantieri dell'alta capacità, alta velocità, tra l'altro adesso sono in una zona veramente nodale tra Verona e Vicenza e ormai stanno traguardando Vicenza, che ne so, penso anche a livello territoriale, a Padova, i tram, si pensa alla gestione degli aeroporti, anche su quello si è fatta una strada abbastanza importante. Cosa manca per connettere questo Veneto che non riesce a marciare a questa velocità? Ma manca, come dicevo prima, il credere, lo spirito, il rischio e la rete. La rete che devono mettersi insieme politica, mondo imprenditoriale, mondo dell'università e chiaramente tutti noi, se vogliamo aggiungere, da mettersi insieme a fare quella squadra che se viene fatta non ce n'è per nessuno, come non ce n'è stata quando l'hanno costruita i nostri genitori, i nostri nonni. E oggi ci manca proprio questa, il credo, la voglia e la capacità di mettersi insieme per costruire il futuro. Ognuno di noi è proprio io, non siamo noi, siamo io. E credo che questo è il grande muro da superare oggi per il futuro. Tra l'altro io devo riconoscere ad Antonio De Poli che è un grandissimo e infaticabile lavoratore, soprattutto a livello territoriale, si è speso moltissimo, anche penso alla Statale 10, la 308. Su questo ci sono novità, ci sono aggiustamenti da fare? Ma sulla Statale 10 abbiamo portato a casa già in questa ultima legislatura che abbiamo passato già 2 finanziamenti importanti assieme in accordo con la Regione e con gli enti locali e con le associazioni. Ecco che dove ci si mette assieme anche il Veneto riesce a raggiungere gli obiettivi. E lo stesso riguarda la 47 in parte sul ponte di Curtarolo, eccetera, e la 308 invece si sta guardando appunto nei finanziamenti, nei progetti per raggiungere l'obiettivo anche là di fare. D'altronde con la Pedemontana che adesso è aperta mancano le bretelle di collegamento con l'asse pedemontano, dove chiaramente per andare fino a Bassano e collegarsi da Padova ci vuole, porto un paragone, forse un'ora e mezza. Adesso da Vicenza vanno meglio con la Pedemontana e Padova invece è ancora un po'. È lo stesso con la 308 dall'altra parte, quindi dobbiamo adesso costruire quello che era il modello previsto tra l'altro da quando l'avevano fatto, solo che poi non l'abbiamo tenuto conto. Come ricordo anche a Padova il grande raccordo anulare che partiva dal Veneziano ad Olo e arrivava fino a Grisignano, che dava un grande sbocco poi con tutta una parallela. Quindi queste opere dobbiamo ripensarle e rivederle per pensare al futuro. Allora, qua dicono sempre, adesso Giorgetti, mi viene in mente la sua frase che risuona come una specie di spada che pende su tutti, i soldi sono finiti. A un certo momento ho detto questa frase lapidaria, no? Che con quello che lei sta dicendo abbiamo i soldi del PNRR, dobbiamo spendere quelli per la nuova progettualità, non lo so se ci siano i finanziamenti o le strade per poter arrivare a questo che lei sta dicendo. Tra l'altro è un momento duro per i comuni che sono alle prese con questa discussione sul taglio orizzontale che penalizza proprio i più bravi, quelli che hanno i progetti del PNRR aperti. Infatti su questo sono intervenuto perché non credo che sia corretto che chi ha fatto bene abbia anche
i tagli rispetto alle proprie risorse. Quindi su questo c'è ancora un dibattito molto aperto rispetto a questo, ma io credo che le risorse, intanto del PNRR, dobbiamo spenderle bene e per le opere che servono per dare il futuro, non le piccole cose, se no corriamo il rischio alla fine di dare indietro soldi o di spenderli in maniera errata, nel senso non nelle opere prioritarie. E poi, come sempre, anche se siamo in un momento di difficoltà, io credo che se si scelgono delle opere, delle strategie e un progetto ben chiaro, le risorse possono essere anche risorse che in maniera trasparente e corretta, e credo che questo sia l'altro aspetto fondamentale, possono essere messi insieme con i giusti controlli, con le giuste valutazioni tra il pubblico e il privato, perché nulla vieta, anzi, che questo avvenga. Basta che ci siano tutti gli aspetti corretti e trasparenti, come lo chiede la legislazione. Una legislazione che deve essere sburocratizzata per raggiungere gli obiettivi, che tante volte uno degli aspetti dell'Italia è che uno fa una cosa, dopo 10 anni è ancora lì che aspetta i vari nodi. C'è stata l'abolizione del reato di abuso d'ufficio, certo, per i sindaci, che diciamo dovrebbe accelerare. Poi c'è stata la questione del federalismo, dell'autonomia, ci sono moltissime norme che stanno cambiando, la legislazione sta cambiando tantissimo e quindi il PNRR, per poterlo applicare, c'è tutta una serie di procedure da modificare e credo che questo sia importante nel raggiungimento di un'Italia 5.0, speriamo. Speriamo. Adesso, visto che siamo in conclusione di questa trasmissione, ci riconnettiamo all'inizio, perché diciamo che anche il ruolo che avrà l'Italia in Europa e il commissario che ci daranno sarà importante da questo punto di vista. Lei ci spera in questo commissario famoso che riesca a gestire a livello europeo le questioni più importanti, sviluppo economico, PNRR? Ma io credo che l'Italia sicuramente deve avere un commissario importante per poter gestire questi importanti provvedimenti che abbiamo sul piatto e situazioni che ci sono, ma altrettanto l'Italia oggi sa di poter contare di più in Europa come Stato. Ed è questo che conta. Se noi conteremo come Stato, conteremo di più, sia sul commissario e su tutto quello che ne viene di conseguenza. Potremmo avere il miglior commissario della terra e non contare, passatemi il termine, nulla, perché non abbiamo il peso specifico in Italia. Quindi conta più il peso del paese che la politica in Europa? Oggi la politica europea, al di là del Parlamento, è fatta chiaramente dai paesi, dagli stati, e quindi oggi lo Stato, se conta, che contava la Germania, sì, contava la Germania a prescindere dalle cose, perché contava la Merkel, voglio dire, tanto per essere chiari, cioè, non c'è dubbio che conti su questo. E noi oggi, l'Italia con questa maggioranza sta contando e conterà in Europa. Va bene, con questa bella conclusione che ci dà un po' di fiducia, perlomeno nel futuro, e auspicando che tutto vada nel verso giusto, ringrazio Antonio De Poli, ricordo presidente nazionale dell'UDC e senatore questore del Senato, ovviamente della Repubblica. In bocca al lupo quindi per un periodo Viva il lupo. Non facile e noi ci vediamo come sempre domani. Buona giornata, arrivederci.